Anche ieri squalificato, mister? Cosa succede? No, cioè sì, cioè, ogni tanto cioè, mi scappa parola, cioè devo fare impegno di self-control. Io ripeto, non devo tirare ocche, tirare ocche. Quando io penso questa cosa sento presenza. Sì, ma la vediamo tra l'altro. Io sento forte presenza che mi fa dire non fare. È giusto, io non devo dire, certo. Io chiedo scusa, però è che io sento tanto partita dentro di me. Questo è sicuro, appunto, perché l'abbiamo vista anche esultare alla fine, no? Perché in effetti la partita col Cagliari è stata veramente... Perché io qua avevo mangiato pizza con cipolla, quindi avevo aria. Cioè, ci può far vedere un attimo? Io quando esulta fa così. Ma non si può capire. Gol di Vela! Vediamo la partita di ieri invece. Quanto le brucia perdere all'ultimo minuto? Brucia tanto. Brucia tanto. È come quando tu prendi sole e ti addormenti a Pioppi a Peschiera, no? Magari prendi Solama, no? Cioè, brucia. Cioè, fare bene tutta partita bene e solo per un errore tu perdi a ultimo minuto. Cioè, brucia. Cioè, è come quando tu conosci Bella Stroppa a Sagra di Anna Rapitana, no? Cioè, tu conosci Bella Stroppa a Sagra di Anna Rapitana. Salutiamo. Tu magari discorri con lei tutta sera, passi bella serata, fai simpatico, come sempre, porti a chioschetto di graspete, fai battute, cioè tu ti accorgi che tu piaci a lei. Insomma, bello. Cioè, tu fai tutto bene, ma poi ti parte embolo che succede? e decidi di contare un sacco di bale Perché? per fare colpo su di lei, per conquistare lei. Allora conti che hai macchinone, che hai casa con piscina in centro storico a Rosolotti, conti che fai lavoro che c'ha più un sacco di skate, conti che vai a mangiare pizza con Arcuri e dici che è anche simpatico proprio come si vede in televisione e vedi che lei ci crede, lei beve come una dolce, no? Tutte e due bale, no? E tu dici, adesso lei è cotta come panna cotta, cioè adesso è il momento di chiedere se viene dietro a Sesa, così tu puoi dare bacio a Trivela, no? Aspetti che lei dà ultimo sgorlone di graspetta e prima ancora che tu versi bocca, lei ti dice, ho capito, sai che vuoi portarmi dietro Sesa. Cioè tu sei anche bel butello, però hai commesso grande errore di contare bale a me. Guarda che non sono mica dolce, sai. Però lei ti dice, hai capito? Tu hai fatto capella anche perché sei un non Comarin e ho visto tu a Palio Weekend parcheggiata vicino al chioschetto di grappete. E adesso ti saluto perché domani mattina io sveglio a buon'ora perché ho esame di patente di Mieti Trebbia. Ma che trova? Ma questo? Che è esame difficile, Mieti Trebbia. Immagino. E allora tu ti mangi pelesine di onge. Allora morale qual è? Ecco, qual è la morale? Tu puoi fare bene per tutto, ma se tu fai grosso errore tu rischi di pagare caro e soprattutto la prossima volta parcheggia Palio Weekend distante da chioschetto di graspeta. Questo è quello che io penso. No, è chiaro. Gol! Eccola! Grande Gol! In collaborazione con Busetta e Boton, le ricette de Menona, bontà della tradizione veneta, Mototaxi, i fattorini di Verona, Molin Auto, Massimo Zaglia Autospurghi.